storia di qualche anno e se magari la vuoi presentare, la vuoi sonteggiare, ecco, se ti va. Intanto, buonasera, è vero che non c'erano partite stasera? No, non c'erano partite, come vedi. No, vabbè, ma poi insomma, Tutte donne, no? Tutte donne. potevano esserci. Ecco gli stereotipi, le donne nel Esatto. calcio. Beh, no, ma anche perché quando vai da un editore, non soltanto da lei che è editore, Ecco. ma tutti gli editori in Italia dicono ricordati sempre che in Italia leggono solo le donne, quindi dopo uno non è che si adegua e scrive apposta, almeno non io, insomma, altri forse sì. Volevo ringraziare i Coppi. Quando ho detto in questi giorni, tra l'altro, dove andavo, mi dicevano ma Coppi e Bartali? No, penso siano i Coppi. Esatto. dei tetti. E quindi no, volevo ringraziarvi perché il posto è veramente bello e presumo anche la cucina. Il libro è nato nel 2015 in effetti come urgenza non soltanto narrativa, perché la prima cosa che decise di fare il nuovo sindaco di Venezia fu censurare una mostra bellissima peraltro di Gianni Berengo Gardin, che è uno dei più grandi fotografi del mondo, che si chiamava I mostri di Venezia, e che per la prima volta sarebbe stata una mostra fotografica ospitata a Palazzo Ducale. Però lui l'ha censurata. Allora, a me quando qualcuno censura chiunque, cioè chiunque censuri chiunque, a me dà fastidio. Ti girano un po'. E il fatto che fosse la prima cosa fatta da un sindaco mi sembrava anche un biglietto da visita inquietante, no? Insomma, e soprattutto poi tra l'altro nei confronti non di un ragazzino, ma di un'icona della storia della fotografia mondiale, che è Gianni Berengo Gardin. Tra l'altro la mostra poi si fece a Piazza San Marco alla Fondazione Olivetti e grazie all'ineffabile sindaco ebbe un successo strepitoso perché evidentemente Una reazione all'intelligenza. Ecco. Siccome ci sono a volte lui non è neanche un politico poi, ma fanno cose che non dovrebbero fare, cioè ci sono mestieri che io per esempio più volte mi hanno chiesto di candidarmi e io non l'ho mai fatto per il semplice motivo che credo di non essere capace, di non avere le attitudini per farlo. Invece in questo paese chiunque fa qualunque cosa, anzi meno ne sai e più è meglio. E lì allora questo libro divenne un ebook per farlo appunto con urgenza, pubblicato dalla Feltrinelli, poi è uscito l'anno successivo su carta in Francia dal mio editore francese e quest'anno, visto che poi l'estate è stata abbastanza vivace dal punto di vista delle crociere e degli incidenti mancati per fortuna, abbiamo deciso di farlo sul libro anche qui, anche perché poi davvero c'era chi lo chiedeva, insomma, anche perché giustamente c'è ancora l'idea che il libro debba essere comunque anche un bell'oggetto, e questo devo dire che è un oggetto bellissimo. Tra l'altro la battuta sul non si mangia non era del tutto fuori luogo, perché la copertina è fatta dal riciclaggio delle bucce di kiwi. Infatti il colore quindi è un colore che richiama la laguna, chiaramente. Certo. Però è questo, quindi può io non l'ho assaggiato, ma se qualcuno volesse provare. E rimane vivo, dopo c'è un testimonio. È comunque un dopo cena. È comunque un dopo cena, esatto. Questa è la genesi, sì, è arrivato perché è vero che insomma leggere un libro di carta è un'esperienza diversa che farlo attraverso. So che tu sei un fan della prima ora, quindi non sei un neofita delle tecnologie, nel senso che la lettura digitale, Roberto,
la propone da molti anni, ancora è stato insomma, un pioniere in questo senso, però è vero che sono esperienze diverse. La decisione presa con l'editora di dare una veste di questo genere, molto felice, e anche forse, è una domanda quella che ti faccio, va oltre quell'urgenza, nel senso che mi pare che si sia sedimentato quel problema che aveva creato l'urgenza quando poi hai creato quell'instant book poi pubblicato digitalmente. Si è cronicizzato il problema mi riferisco naturalmente alle grandi navi in particolare, cioè all'arrivo massivo del turismo che devasta Venezia e non solo Venezia, poi qui magari ne parliamo. E ecco, siccome si è cronicizzato e si è sedimentata quell'urgenza, allora forse era arrivato anche il momento così, perché poi tu l'hai rivisto quel testo, giusto? L'ho rivisto in tutto, però la cosa che più mi interessava fare, oltre al fatto di, ahimè, doverlo aggiornare per motivi contingenti, è di aver comunque lavorato molto sulla parte narrativa, cioè è comunque un romanzo breve, un racconto lungo, chiamatelo un po' come volete, dove all'interno comunque c'è tutto quello che è necessario sapere sul problema delle crociere a Venezia in laguna, e però c'è la narrativa, c'è il romanzesco, c'è quella forza che un po' superbamente gli scrittori credono di avere, cioè che la forma narrativa va sempre un po' più in là rispetto a tutte le altre forme, cioè perché ha un respiro più lungo, anzi alcuni sperano e credono eterno, però in effetti noi abbiamo opere letterarie che ci arrivano da secoli e secoli fa. Adesso non so se questo sarà il caso mio, però insomma io ci provo. È una prova che andava fatta. Io su questo interromperei, esatto, per augurarvi intanto una buona cena e poi ci risentiamo. Grazie a voi. Più inquietante anche è che molti degli armatori hanno detto: vabbè, ma se proprio vi diamo fastidio, noi possiamo anche andare altrove, no? Perché è evidente che anche se domani mattina le navi non dovessero più entrare in laguna, non è che finirebbero le crociere, cioè sarebbero sempre le stesse, avrebbero gli stessi prezzi, quindi non cambierebbe assolutamente niente da questo punto di vista. Per cui a loro è chiaramente un valore aggiunto, ma che è un valore aggiunto del tutto risibile rispetto al business miliardario, nel senso proprio di miliardi di euro che fanno tutti i vari armatori in giro per il mondo. Per cui il vero paradosso è che siamo noi che ce le vogliamo, cioè loro subirebbero tranquillamente la decisione e andrebbero altrove, punto. Per cui è ancora peggio. Pronti? Non so troppo alza via. No, se perché deve alzare il volume? Ti alza un po' forse il volume. Perché voglio studiare anche fuori. Sì, certo. Tutta Curiosissimo. Certo. C'è Marco Franzoso che è fuori queste. Ah, ecco. Franzoso, Come per magia. Come per magia. Grazie, è meglio così. Perché in effetti sto già. C'era la gola che andava. No, ma poi quando ho il microfono ho voglia di sentire, cioè mi viene voglia di fare la rockstar. Quindi è questa la questione. Allora la laguna però non è neanche soltanto, non sono nemmeno soltanto loro a far finta di, perché spesso la gente dice: ah, che bello, no? Quando vedono una foto, insomma, io faccio un po' di foto giusto un po', esatto, con i milioni di ah, che bello, sei davanti al mare, ma veramente no, sei lì davanti alla laguna. Però no, c'è anche un po' questa ignoranza un po' generalizzata, insomma, no? Un po' diffusa, che Venezia, che insomma, quando c'è dell'acqua è mare, no? Sì. Soprattutto quando fai la foto dal bacino San Marco, quindi no, non si vede il canale. A parte che c'è ancora gente che crede che le navi entrino in Canale Grande, e quello è ancora più divertente, perché anche quelli che fanno i fotomontaggi scemi a volte, no? C'è tipo i fotomontaggi. È stato un giorno
per promuovere la prima presentazione fatta di questo libro alla Feltrinelli di Mestre, un giornalista della Nuova aveva messo una foto di una grande nave che sta entrando dentro il Canale Grande. E gli ho detto, magari grazie molte Daniele, sei molto gentile, però è un fotomontaggio. Allora ha messo una di Berengo Gardini. Come stiamo messi. No, ma è così, c'è anche un po' questa superficialità, perché spesso succede che ci siano queste fotografie che girano, che sono evidentemente dei fotomontaggi, ed è interessante perché oggi non si riflette più neanche questo, si guarda un'immagine senza nemmeno guardarla davvero, no? E per cui poi vale tutto. No, vale tutto, cioè se anche un foto editor, cioè se anche un professionista all'interno della pagina di un giornale mette una immagine. No, beh, l'aveva fatto sul suo profilo Facebook. Però cioè non toglie che comunque c'è cascato pure lui, sì, c'è no, cascato fortuna sul giornale no. Ok, meno male. Fatta. Però nella pagina insomma lui non si Però, accorge, sì. è un po' superficialmente, lascia intendere che quindi superficialità per superficialità ritorno a dire che questo Venezia e Laguna è una provocazione. Era uno slogan poi che era stato usato dunque nel 2000, 3 o 4 anni fa, c'è stato tutta una serie, una parte del Comitato No Grandi Navi che aveva proposto di esporre alle finestre delle bandiere verdi con il colore della laguna con scritto appunto Venezia Laguna, e sono state esposte in centinaia di palazzi veneziani. Ancora oggi se ne vede qualcuno un po' smarrita, un po' sbiadita, però dove l'acqua non è più quella della laguna ma quella quasi di un torrente delle Alpi. Però insomma era stata una bella iniziativa e io ho subito taroccato perché mi sembrava veramente chi l'ha scelto, e devo dire che ancora non so chi è il copyright. Poi sai, non è una questione perché poi è semplice lingua italiana, sì. Però funziona, credo, insomma, come immagine, come impatto, no? Sì. Anche perché poi mi è successo a luglio, mi aveva invitato a un festival a Bastia in Corsica. C'era un giornalista della televisione francese che io avevo il libro, la versione francese davanti a me e davanti a lei, e lei continuava a dire Venise est une lagune, Venezia è una laguna, e anche qui a volte questa cosa. Questo è abbastanza interessante, che ci siano delle formule che abbiamo talmente dentro, no? Perché non ci escono più, e quando tu provochi togliendo da qualche parte sì. di queste ormai formule, no? Formule grammaticali, sì, togli via semplicemente l'articolo e dai la differenza. Però lo vedi lo stesso, io continuavo, perché poi non potevamo rifarla, no? C'era il camera che riprendeva e io mettevo la copertina così vedeva. Ma guarda se Venise è la però continuava proprio imperterrita. Insomma, è anche il discorso che facciamo prima, sì. No? Di come si osserva, di come. Però la suefazione è una suefazione anche globale, no? Allora, ai noi sì. C'è questo movimento No Grandi Navi da qualche anno a Venezia che fa delle ottime iniziative, però sono iniziative 1 o 2 all'anno, sì. Fatte benissimo per carità, che però no, allora adesso non voglio fare sempre l'esempio, ma visto che mi divido appunto fra l'Italia e la Francia, i gilet gialli, sì. Con i quali non condivido praticamente neanche il gilet, però loro tutti i sabati erano lì, no? Certo. Ora, io non dico che dobbiamo andare tutti i giorni a bloccare le grandi navi, certo, sì. Però insomma qualcosa di un po' più incisivo per dimostrare davvero l'indignazione, la preoccupazione, il disagio, perché poi purtroppo abbiamo lo sfogatoio adesso, no? Che è Facebook, sì, allora lì l'altro giorno c'è uno
non so chi, una signora, non so, che ha messo un commento sotto una foto dicendo ma noi di Santa Marta non viviamo più, non respiriamo più, non riusciamo più neanche a vedere la televisione, magari non è anche meglio, potrebbe. Peraltro, se fosse l'effetto positivo Perché le onde elettromagnetiche delle grandi navi praticamente interferiscono alla trasmissione. cancellano tutto, no? E io volevo rispondere, sì, ma voi abitanti di Santa Marta, oltre a lamentarvi su Che Facebook, cazzo fate? ecco, Sempre l'hai francese. detto tu, sul francese, perché è così, no, se ci pensate, no? Noi italiani abbiamo un po' un'indignazione che dura fino all'ora dello spritz, poi arriva l'ora dello spritz. È finita. È finita, no? Io mi ricordo quando c'è stata l'onda, non so, l'onda. il movimento studentesco, no? Cioè, Certo, come no, il movimento studentesco, sì. sparivano tutti alle 5:30. No, ma è vero. Quindi non è la barzelletta, nel senso che No, proprio lì- è così, quindi che poi è anche bello forse, non lo so, però, vabbè. invece l'indignazione di uno scrittore ha la pretesa di durare di più, nel senso che con gli strumenti che non sono quelli dello scendere in piazza, anche come cittadino, cioè, ma lo scrittore cosa fa? Lo scrittore si mette lì e osserva quello che vede di fronte da un punto di vista privilegiato. Il racconto è in prima persona, c'è lo scrittore che guarda dalla riva dei Sette Martiri, da un posto specifico, anche perché è tutto dettagliato, tutto dettagliato. Sì, sì. E qui c'è anche la natura. Sono pagato dal bar Esattamente, c'è la sponsorizzazione del bar Velograno, dell'iPhone, delle sigarette Pueblo che sono in è copertina. chiaro, c'è tutto. E hanno detto, ma ha messo le sigarette in copertina? Cioè, me paga. E c'è questo punto proprio specifico dal quale lo scrittore osserva quello che accade in questo palco, no, naturale, ecco, che sono questi movimenti, questi mastodonti, questi mostri, come Gardin, la mostra si intitolava proprio così, e registra questo passaggio. Infatti il récit, come lo chiamano in Francia, questo racconto resoconto, inizia proprio con un computo che fa il narratore insieme alla sua compagna, e lì c'è un piccolo battibecco sul numero, lo guarda che sono 6, no sono 7, no sono 6, ma guarda, l'ho registrato, ho fatto delle foto, no, puoi dirmi che sbaglio, cioè, lo trovo veramente delizioso, cioè, delizioso non come il nome della Costa Crociere deliziosa, che è antifrastico, no, antifrastico 12. Sì, certo. No. Che è molto ironico, e poi c'è un altro punto di vista, sempre dello stesso naturalmente raccontatore, dello stesso scrittore, da un'altra parte dell'Europa. È anche antitetica questa parte, perché è sull'Atlantico, cioè lo scrittore si divide tra Venezia, in particolare Riva Sette Martiri, e Saint-Nazaire, che è questa piccola, sua media città, questa città, ecco, questa città sull'Atlantico, in Bretagna, da dove uno dei cantieri più grandi d'Europa vengono costruite le grandi navi. Quindi, il protagonista, che non ha un nome, ma insomma mi assomiglia un po', guarda da questi due paesaggi, guarda da un paesaggio da dove le navi vengono costruite, e dall'altro paesaggio vede quelle stesse navi che appunto arrivano nella sua città, nella sua città la casa dello stare, come quello definisce in un altro passo come Ferrucci. Ecco, questa... Sì, dai, lì c'è un contrasto che non è soltanto geografico, no? Ma è anche noi abbiamo i cantieri, no? Sì. Alla fine cantieri, però a me è capitato qualche anno fa, per lavoro, insomma, perché mi avevano chiesto di fare un reportage, di andare a vedere appunto il varo di una di queste navi, Ecco. che la Fincantieri fa, soprattutto le navi da crociera della Disney, che sono, che uno dice Topolino, anche Topolino in crociera, e dove c'erano classici pensionati che la mattina, non mancava la città, no? Completamente, mentre lì a Saint-Nazaire anche soltanto le uscite di prova
hai tutta la città che va verso la riva a guardare queste navi che partono, perché sono il risultato di anni e anni Di lavoro. dei cantieri dove ci lavorano grandissima parte naturalmente degli abitanti della città, ma anche ovviamente manodopera del mondo intero, insomma, no? E questo è stato veramente impressionante, perché io sono arrivato la prima volta nel 2008, invitato in residenza di scrittura lì, e mi sono accorto appunto che davanti alla finestra della mia stanza c'era questa, cioè, sapevo ci sono i cantieri, sì, è un porto, c'era una nave in costruzione, ok. Poi quando sono andato a farmi un giretto al porto ho visto che era una MSC, era la MSC Poesia, che adesso tutti i sabati Te la trovi? me la trovo davanti casa, e quindi c'era questa... E lì però è interessante veramente la differenza, cioè sono riuscito a vederla anche con uno sguardo meno incazzato, perché c'è davvero questo rapporto con il lavoro, Sì. con fare. Anche l'ho scelto poi ho scelto di raccontarlo in questo modo anche perché io non voglio essere del tutto negativo, Certo, e no, dire le grandi navi fanno schifo, a me fanno abbastanza schifo, però è una questione personale. Dopodiché nulla vieta che si facciano e che la gente vada in crociera. Poi possiamo discutere su quale senso può avere fare questo tipo di crociere, Sì. dove entri in un centro commerciale e il centro commerciale si mette in moto a un certo punto e parte, perché non so se ci siete mai entrati, io ci sono entrato e lo racconto nel libro, ed è veramente come entrare al Carrefour, cioè la stessa identica cosa, hai tutto un susseguirsi di boutique, di ristoranti, di bar, ristoranti etnici di tutti i tipi, naturalmente pieno di sale giochi, di casinò, di parrucchieri, quello che volete, quindi è una macchina mangia soldi sostanzialmente. E per cui su questo si può discutere. C'è un bellissimo libro di David Foster Wallace, che è uno dei più grandi scrittori contemporanei, purtroppo morto giovane perché ha deciso di non vivere più, e si è suicidato giovane, e lui racconta in questo libro, che si intitola Una cosa divertente che non farò mai più, che già il titolo dice lunga, racconta una crociera in un modo tanto esilarante, insomma, perché credo sia esilarante. Sì, Spero che non sia nessuno che sia stato in crociera. in crociera, ecco, quanti sono stati? Facciamo la la domanda. Crociera una. Non dovrebbe essere una critica alla crocieristica, è una critica Bravissimo, alle crociere che entrano in Esatto, è nudamente quello. non spostiamo. No, il focus, no. No, non lo spostiamo, Si però scherzava. c'è un passaggio nel libro che poi leggerò, dove c'è un aspetto della crocieristica che nessuno praticamente, non dico conosce, ma la maggior parte della gente non conosce, O finge di ma non che, conoscere, no. ma che ignora, e che è tutto l'invisibile Il lavoro che c'è. di una crociera. Sì. Che se vi ricordate, quando c'è stato il naufragio della Costa Concordia, È venuto per fuori, 3 o certo. 4 giorni non si sapeva di preciso il numero delle vittime, perché c'erano Dei lavoratori due che non erano stati registrati, perché fanno lavoro e non possono uscire mai da quella zona franca dove loro lavorano e stanno, perché non devono essere visti dai passeggeri. Devo dire che io sono entrato in quel posto lì, mi hanno accompagnato, ed è veramente è il nuovo schiavismo, né più né meno del nuovo schiavismo, ed è anche perché poi lo shock, poi magari dopo lo leggo, Sì, si capisce meglio, sì, ma forse. lo shock è che tu vedi tutta questa opulenza, no? Perché davvero ci sono scalinate enormi, lampadari che neanche ad Avvenini e Murano, no? Finti magari, non lo so, ma magari anche no, insomma marmi e tutto. Poi passi una porta che è praticamente invisibile ed entri all'inferno, cioè dove tutto è grigio, dove ci sono questi ragazzi, tutti
dei paesi o africani o asiatici, e che lavorano come dei matti e che sono degli schiavi, né più né meno. Quindi nel libro io scrivo, Sì. se la gente che va in crociera avesse la possibilità di vedere quei luoghi lì, magari forse 2 o c'è 3 tanto. domande te le poni, insomma, Certo. no? Per carità, poi questo vale per tutto, perché vale anche in un ristorante, Sì, non sì, questo sì. ovviamente, però no. So che c'è uno schiavo in cucina. Però insomma, comunque è chiaro che il libro è incentrato su questa cosa qui, cioè fuori le navi dalla laguna, grazie, punto, arrivederci. Poi il resto sono scelte di vita, sono scelte, la libertà che c'è appunto oggi di muoversi, che è fondamentale, della quale io sono un assoluto sostenitore. Insomma, ognuno ha il diritto di muoversi come crede e come può, soprattutto, anche perché la cosa sicuramente interessante dal punto di vista commerciale delle crociere è che costano poco, Sì, quindi i prezzi si sono abbassati abbordabili in anche dicembre. per chi non può andare a Nova fare il Gorici. giro del mondo in 80 giorni. Sì, non è vero quello che dicevi tu, che non è una critica specifica a appunto, quelli che vanno in crociera, all'idea della crociera. Infatti non è un pamphlet, non è un libro a tema, anche se può Sarebbe un peccato. sarebbe un peccato se fosse spostato. No. Esatto. È una narrazione, è il racconto appunto in prima persona del protagonista, che vede delle cose, tra le cose che vede, di cui è testimone, c'è anche appunto la visita. Ecco. Posso darci del tuo? Sì, Insomma. Tanto visto che ti tocca portarlo a casa, perché è compreso nel menù. Poi lo puoi anche mangiare. Poi dopo poi mi dici cosa... Si saporea. Dopo, esatto, dopo Daniela Giovinici, in separata serie. No, quello sarebbe grave, perché significa proprio che se ti viene da mangiarlo vuol dire che- Sta gustando veramente. però insomma poi ti farà piacere. Quello è un passaggio, ma poi ve lo leggo, insomma, perché... Però è un passaggio importante Prego, perché, subito. non lo so, vuoi accettare? Cioè, a No, questo no, punto, bisogna del visto che mio. l'abbiamo evocato, Adesso vi riportiamo alla riportiamo, tristezza. siamo mesti, saremo molto mesti. Questo Molto messi, siamo molto messi, Mal messi. messi male, È siamo molto messi cristiano. male. No. E Cristiano della siesta. il libro, perché Roberto tu hai pubblicato il libro presso Elvezia Editrice? C'è una ragione? Beh, è semplice, Ti ha costretto, una insomma. questione economica. Ah, ecco. È la Ho fatto risposta un'offerta che irrinunciabile, una pizza. e Adesso due me birre. viene il bollino. Attenzione però, 2 birre. 2 birre. No, questo era il valore aggiunto rispetto alla Feltrinelli, che aveva pagato solo una birra. Esatto, perché i Feltrinelli erano un po' un pochino più No, beh, a parte gli scherzi, perché avevo già detto che se un giorno l'avessi fatto, l'avessi pubblicato su carta, mi sarebbe piaciuto fosse un editore veneziano a farlo, per un motivo ovvio, insomma. Ed Elvezia è veneziano, Nonostante il cognome. Esatto, non è svizzero. E quindi è stato questo il motivo. Poi in più, appunto, c'è questa bellissima edizione, adesso che avete il libro Sì, tra, infatti. tra le mani, io vi consiglierei di fare una cosa che ho sempre fatto da quando ho cominciato a frequentare le librerie, ed erano un bel po' di decenni fa, e cioè annusare le pagine dei libri. E questo è un libro che a distanza di decenni, erano veramente tantissimi anni che non trovavo più un libro che aveva il profumo della cellulosa, della colla, della carta, e finalmente ce l'ha, quindi bisogna ringraziare non solo la casa editrice, Sì, ma anche- la tipografia, i grafici che hanno fatto un lavoro strepitoso, ed è davvero un libro come si faceva una volta, perché se vedete è anche rilegato, è cucito, è fatto a sedicesimi, Esatto. no? Quindi forse a 32esimi questo. È a 32, sì. Attenzione, tecnicamente cambia tutto un mondo. Ed è una cosa che non c'è più, cioè non trovate più libri. Tra l'altro questo possiamo definirlo un tascabile in versione economica, perché avete visto anche il prezzo. E la cosa Scusa, è interessante... in 24esimi, ci stavo È in pensando. 24esimi, Esatto. ecco, voi lo stavate Adesso, domandando, adesso... è meglio evitare di entrare nei dettagli matematici dei tipografi, Sì, che la divisione dei fascicoli. però è una cosa che non si fa più, insomma, e quindi è molto bello che ci sia un editore un editore grafici e tipografi che tornano a fare
i libri come si deve o come si dovrebbe fare, no? Io ho sempre detto che se il libro vuole vincere l'eventuale battaglia con il digitale, Sì. può farlo così, cioè può Sì. farlo ricominciando a fare dei Begli begli oggetti. libri, dei begli oggetti che uno ha voglia di Guarda tenere che in mano e di conservare Sì, vedete. in libreria, nella propria libreria personale. Quindi avevo promesso che lo leggere. Quindi sì. Chi è che ha detto scusa? Ah, scusa, No, la Camerieri, non a me. sì, sui 24esimi secondo me aveva qualcosa da chiederti. No, scherzi a parte, poi questa è una collana, giusto? Una collana che inaugura proprio. Si chiama Taccuini d'autore. Taccuini d'autore, questo è il primo numero, quindi ci saranno altri titoli di altri autori che adesso Daniela piano piano. Certo, non di questo dirà. livello, però. Beh no, certo, perché Perché uno solo è il numero uno. è vero, questo è un fatto. È una botta di culo in questo caso, però insomma. Ma abbiamo messo autore con la maiuscola apposta. Attenzione, autore Solo in questo, no? Gli altri stanno minuscoli. Taccuini d'autore, gli altri taccuini d'autore. No, vi avevo promesso allora questa cosa. Adesso Roberto legge un passo. Sì, Bruno, guarda, questo è dedicato a te. Dedicato a te. Direttamente. Cosa? Che pagina? Ah, brava, vedi, come a scuola. Allora, Infatti gli ho detto, ma tu vuoi proprio hai la sindrome del maestrino, 40 pagine, 43 sussidiario, cioè. devo dire che non l'ho mai fatto neanche all'università, insegno all'università da un po' di anni, ma neanche all'università ho mai fatto. Andate a pagina 44, cioè, Solo qua gli è venuta sta sindrome da maestro. no, è colpa sua, è lei che mi ha rievocato. Sarà un insegnante, probabilmente. No, ho detto di no. Quindi è pagina 44. Non avete voglia. Chi è che voglia dire la voce alta? Che cos'è? Cominciamo da passammo accanto. Attenzione. Terza riga. Dito del palazzo. Terza riga, quarta perché la terza è fantasma. Perfetto. Vi state ancora ridendo per prima o per prima? Ah, per prima. No, se no mi preoccupo. perché- Interruzione digestiva. Se basta dire riga fantasma. va bene. L'effetto è il coma. Ma adesso secondo me loro ridono ancora in quella cosa. Diranno anche alla tragedia che adesso Adesso c'è un pezzo triste e loro rideranno. Va bene? No, non è triste, No, speriamo che non arrivino. Poi tu dirai. Sì, io dirò delle cose. Va bene, allora passammo accanto a sale giochi, attraversammo centri benessere ancora privi dei fragranti sapori del benessere, scavalcammo cavi, evitammo trapani, scartammo cassette degli attrezzi, sfiorammo gruppetti di ragazze che ascoltavano in silenzio, braccia incrociate davanti o dietro la schiena e senza caschetto giallo loro. Le istruzioni di un barman o di un animatore o di non so chi. Tutte pronte, dal giorno dopo, a trasformarsi in hostess sorridenti, animatrici sorridenti, ballerine sorridenti. Incrociamo altre persone, alcune affannate, impegnate in qualcosa, altre in giacca e cravatta, che si guardavano intorno con aria compiaciuta. Che a portare il caschetto fossimo solo il conoscente di Jean-Luc e io cominciava a incuriosirmi, e quando ero sul punto di domandargli il perché, lui aprì una porta, color alluminio, quasi invisibile. Me la fece oltrepassare e davanti a noi si aprì un paesaggio profondamente diverso. Si passò dal kitsch a un ambiente che aveva l'aspetto e la freddezza di una cella frigorifera. Varcata la soglia, entrammo in un panorama color metallo, con le luci che rendevano tutto ancora più glaciale. Uno spazio che a guardare in là sembrava non finire mai, grezzo, ma di una provvisorietà che si capiva essere indefinitiva. Il soffitto basso. Tutti, là dentro, erano vestiti di bianco, cuochi, aiutocuochi, lavapiatti, camerieri. Sembravano soprattutto asiatici, pakistani, indiani, forse qualche arabo. Poco più in là, altrettanto indaffarati e tutti vestiti con la stessa anonima divisa bianca, c'erano magazzinieri, elettricisti, idraulici, meccanici, tecnici di ogni genere. Sembrava non esserci nulla di superfluo là dentro, nulla di ampolloso. Cucine, scaffali, frigoriferi, tavoli, armadietti, tutti metallici e di un unico e diffuso e omogeneo colore alluminio. Alcuni di loro, forse pakistani, forse indiani, stavano impastando il pane,
mi disse il mio accompagnatore, e ci sorridevano. Mi venne in mente un venditore di rose di Venezia, al quale manca un incisivo e che a volte decide di regalarti una rosa. Te la regala e non vuol saperne di monete o di banconote. No, è un regalo, ripete lui, una necessità, una nostalgia del regalo. Quando non hai nessuno a cui voler bene, ho pensato una sera, mentre regalava la rosa a un turista solitario, ti tocca voler bene a tutti. Chissà, mi sono chiesto, dentro a quel posto color alluminio, luce glaciale, chissà a chi faranno qualche regalo i ragazzi indiani o pakistani, arabi o africani relegati là sotto, nascosti, invisibili ai passeggeri, che ne ignoreranno per sempre l'esistenza durante la loro crociera low cost, ma non troppo. Prima di uscire buttai là un ultimo colpo d'occhio, cercai di farceli stare tutti in quel saluto visivo che provavo a dargli, e ho pensato a una sola parola: invisibili. Anche se adesso credo sarebbe stata più opportuna un'altra: fantasmi. È un pezzo, no, un pezzo, è un pezzo riflessivo, perché il narratore entra e racconta quello che vede, racconta quello che non si vede in genere. Se uno fa una crociera, adesso chi l'ha fatta magari può testimoniare direttamente, si vede tutt'altro, si vedono appunto i giochi, si vedono le boutique, non si vede quel lavoro sotterraneo che però è tenuto nascosto, no? Cioè Sì, no, lì non si può entrare. Non si può entrare? Cioè non si può, non vedi neanche, non c'è scritto qui non si può entrare. Certo. Non si vede l'entrata, infatti è come se avesse aperto una parete, questo era un ingegnere navale che mi accompagnava, e a un certo punto ha aperto questo pertugio e si è aperto un mondo, insomma. Quindi è stato veramente molto interessante. Poi è anche vero che, come ho detto prima, è così un po' dappertutto, sì. Cioè non è l'unica cosa, però è questa invisibilità necessaria e obbligatoria. Obbligatoria, no? obbligata. Perché mi chiedo, sarebbe molto più, perché non dirlo, non mostrarlo, non fare in modo che questo, cioè è chiaro che ci deve essere qualcuno che ti prepara il pane, certo, che ti... sì. Però fa parte un po' di quest'idea spettacolare, no? Che tutto è spettacolo, perché non è soltanto entrare in un luogo come quello, non è soltanto come entrare al Carrefour, come dicevo prima, ma è anche come entrare. A me è capitato 2 o 3 volte per motivi di lavoro di entrare in questi studi televisivi, sì. Una volta con Pittura Fresca e Valentino Rossi, mi ricordo. E vedi che è tutto fittizio, no? È tutto mise en scène, sì. no? Messa in scena, e che dici sì, vabbè, però no, insomma, infatti il momento più, cioè, insomma, poi Valentino Rossi è stato, era piccolissimo, aveva appena vinto un po' di gare, insomma, aveva i capelli lunghi, tutto strano, però la parte divertente è stata immensa, no? La mensa di Canale 5. E quindi è sempre il dietro le quinte che a me interessa. Sì, no? sì, infatti. E questo è un dietro le quinte, in effetti. Poi a me piacerebbe anche andare dentro le cabine, ma insomma è un altro discorso, ma non per voyeurismo, ma perché in effetti certe volte dunque l'altro giorno, a Marsiglia mi è capitato che c'erano questi, c'è una terrazza, perché anche a Marsiglia c'è il porto con le navi, no? Insomma ero là a settembre, anche lì senza scrittura, c'erano questi cannocchiali, sapete, questi per vedere i paesaggi, no? E c'era un cannocchiale che dava verso una grande nave, una nave a crociera, e dove c'era un mio amico che ha detto adesso tu so che vorresti guardare lì dentro, certo, detto, certo. no, dai, insomma, Ma figurati io, però in effetti poteva essere un altro capitolo in più del libro. Quello che mi colpisce, non so voi che idea vi siete fatti di questa... Se volete intervenire. Sì, naturalmente sì, anche per contraddirlo. Mi sono fatto l'idea di questo, mi piace il tono, stavo per dire neutro, con il quale l'autore, il protagonista descrive quello che vede.
ovvero non c'è una virgola di retorica, non so, di protesta, ecco vedete come sono ridotti questi lavoratori senza nessun... No, perché poi non c'è. sorridevano, cioè, Esatto, non c'è. Lui capivi anche che c'era lo sguardo un piacere, neutrale cioè, insomma, del non rapporto. è che c'è uno con la frusta che... Esatto. Per quello ho parlato di nuovo, non sono io che ho Sì. parlato di nuovo schiavismo, Certo. questi sono sociologi oggi che ti raccontano Teorie, come, sì, no, già. per esempio c'è tutta la polemica, voi avete seguito, di chi lavora in Amazon oggi, Sì, no? Oppure certo. i ragazzi che Portano portano in il giro, cibo, esatto, esatto, quelli di Uber Eats, esatto. quindi sono quelle nuove forme di, tra virgolette, schiavismo che non implicano più, appunto, per fortuna, La la forca. violenza fisica, ma che però approfittano di una necessità, cioè che è la necessità di lavorare, di dover guadagnare comunque qualcosa, e quindi no, Sì. questa è la questione più dal punto di vista della scrittura, ahimè, interessante, cioè, perché purtroppo lo scrittore si nutre anche di tutte queste contraddizioni e di queste storture, no? Anche, Certo. insomma. Poi mi chiedo perché c'è solo una signora che sta mangiando e voi no, questo privilegio. Perché è una ragazza fortunata, perché quindi Che non mangia il pesce, no, vero? Io quindi intuito. lei mangia. Sto mangiando il prosciutto bellissimo. No, ma Finirà il prossimo taccuino, Esatto. dottore, questa cosa. Direttamente. No, e poi tornando al tono, se mi permetti, io farei una ulteriore osservazione su sullo stile che utilizzi per raccontare questa storia. E appunto il protagonista si muove tra un sentimento e l'altro, senza risolversi, perché giustamente la vita mica fa delle sintesi, anzi le lascia lì, la parola contraddizione. Lui guarda questi lavori, li osserva e li racconta e li mette uno accanto all'altro, poi sta al lettore fare evidentemente le proprie riflessioni. Tra l'altro nel passo che precede questo che appena hai letto, c'è un saggio della comicità, quasi slapstick, di Roberto, perché è quello un po' prima, no? Anche, cioè, sono diversi. Sì, no, cioè nel senso che c'è il protagonista prima di prepararsi si prende un po' in giro. Si prende un po' in giro, cioè non si prende sul serio, questo è un'altra delle particolarità positive dell'autore. Si prende un po' in giro, si racconta come si prepara per entrare dentro il ventre di questo mastodonte, vediamo dunque, era qui, ah sì, dico, vediamo se lo trovo. C'è questo pezzo in cui lui cerca di vestirsi. Poi ne leggerò un altro divertente, e chi ha più o meno gli anni miei insomma, evocherò dei momenti di immaginario collettivo molto... Sì, perché naturalmente lui ficca dentro anche delle cose più... La vita, no? Delle cose, poi ci sarà un pezzettino che poi già se non anticipiamolo troppo, proprio squisitamente comico. Lo scrittore qui dentro mi sembra che... Lo scrittore qui dentro nel libro contempla, è un contemplatore, perché in fin dei conti è lo scrittore che è seduto al caffè, a questi angoli, il protagonista dice gli angoli sono importanti, gli angoli intesi come appunto posti dove stare ad osservare sia a Saint-Nazaire che appunto a Venezia, quindi è un contemplatore, osserva, racconta, descrive, disturbato felicemente dalla compagna che è una specie di sparring partner ideale, insomma, nell'elaborazione di queste descrizioni di quello che vede, e vede appunto accadere delle cose, ma allo stesso tempo mi sembra che agisca, cioè nella contemplazione, nel dare questo resoconto di quello che sta accadendo, c'ha una reazione, poi viene raccontata, almeno in un paio di occasioni forti. Credo che la reazione sia la scrittura, cioè quello che può fare, quello che può
fare uno scrittore, ma quello che posso fare io è questo, cioè quando prima appunto dicevo che quando ti propongono di fare cose che non rientrano nel tuo sapere, nel tuo fare, io non le faccio, non mi sento ma proprio per rispetto che ho delle competenze, no? Cioè credo che ciascuno abbia. Allora qui in questo caso quello che fa l'autore di questo libro, ma anche Leo Narrante, è osservare, farsi delle domande, se ci sono dei passaggi di, come dire, non dico di risposta, ma di informazione, è l'informazione che tutti hanno a disposizione, e dopo resta al lettore darsi eventualmente delle risposte, non certo all'autore. Io diffido sempre di quegli autori che arrivano e dicono adesso vi spiego io, no? Insomma, cioè, no, non è, ma questo lo dico anche io all'università, insegno scrittura creativa, la prima cosa che dico alla prima lezione, che tra l'altro nel nuovo corso di quest'anno l'ho fatta l'altro ieri, è guardate che qui non si impara niente, ecco. Cioè non si impara a scrivere, non si impara, si fa un percorso dentro a dei libri e alle proprie scritture, ma non è che entrate qui, vi chiamate Giovanni Scarpa e uscite Ernest Hemingway, poi magari forse anche sì, ma non è questa come dire, l'idea di partenza di questa. La scrittura non si insegna, e quindi anche gli scrittori che ti dicono adesso vi spiego non mi sono mai interessati molto, ma direi che non ne ho trovati pochissimi, insomma, e sicuramente non i più grandi, tipo per esempio Marco Franzoso, che è uno dei più grandi scrittori del Nord-Est, che in questo momento per fortuna è seduto ed è piccolo, perché sennò si alza, è molto più alto di me, sarebbe molto più grande, una figura, mi fa sempre sentire piccolo, ma solo per motivi piecamente centimetrali, esatto. No, sono anche più vecchio, per cui E allora? ecco, e se non avete altre domande e non arriva il secondo, io non so, posso cantare una canzone. No, o leggi un altro pezzettino che potrebbe. Voi già ridete, giustamente. Che potrebbe essere. Guarda, sono d'accordo. No, perché voglio ridere. Facce ridere. Vuoi leggere un pezzettino? Va bene, leggo quello così dai, dopo mangiamo. Dopo avere appunto assorbito l'inferno bianco della nave, e adesso sei troppo. Aspetta che forse ce l'ho io, perché passiamo accanto. Che poi a me il canale dei petroli, ogni volta che qualcuno lo nomina, il canale dei petroli è quello che vorrebbero adesso riscavare, sì. Brugnari, insomma. Che poi a me il canale dei petroli, ogni volta che qualcuno lo nomina, evoca un piccolo tsunami familiare. Mio padre e io su un fuoribordo che aveva appena comprato, nulla di speciale, 4 posti, un motore da 25 cavalli o giù di lì. Aveva una forma strana quell'imbarcazione che a me piaceva tantissimo, dalla linea convessa con la prua che precipitava verso il basso, motivo del suo nome, Seppietta. Esatta riproduzione di un osso di seppia, bianco con una striscia azzurra che lo attraversava longitudinalmente, una vernice granulosa che serviva per camminarci sopra e non scivolare. La sua linea bislacca costringeva mio padre a delle interpretazioni preventive delle onde, che fossero naturali o provocate da altre barche, non faceva differenza. Aveva la tendenza, la Seppietta, a infilare la sua bassissima prua dentro alla cresta delle onde, come quel giorno, metà anni 70 più o meno, che non ci fu verso di interpretarla in anticipo, un'onda alta, certo, ma che nulla aveva di anomalo. Non saprei dire per quale motivo stessimo navigando lungo il canale dei petroli quella domenica. Forse stavamo rientrando dal Bacan, strisce di sabbia che emergono nelle ore di secca, ormai scomparse quasi del tutto a causa dei lavori infiniti, costosissimi e inutili del Moser. Che fosse domenica, lo so per certo, perché io stavo ascoltando tutto il calcio minuto per minuto dal transistor appoggiato sulle mie ginocchia, un aggeggio grande poco meno di una scatola di scarpe, sottile, solo onde medie, dove prendevi a malapena i 3 canali della Rai e Radio Capodistria.
doveva essere color rosso bordeaux con una griglia dorata che copriva l'altoparlante e che, mezzo scollato dalla scocca, la faceva gracchiare un po'. Mio padre credo mi avesse portato lì per mostrarmi la zona industriale che vedevamo sempre da lontano. Mi elencava la successione di stabilimenti, di impianti, di serbatoi. Io guardavo quel che lui mi indicava, concentrato però sulle voci di Enrico Ameri e Sandro Ciotti, che pur gracchianti facevano in pieno il loro lavoro di narratori di qualcosa apparentemente impossibile da raccontare senza vederle, le partite di calcio. Quelle di fine campionato poi che portano con sé una dose ancora più grande di pathos. La Seppietta era arrivata alle spalle di una nave mercantile, una petroliera probabilmente, enorme vista da là sotto. Ricordo del blu e del rosso, catene arrugginite e funi sfilacciate, scialuppe di salvataggio, non so però se arancioni come quelle di adesso. A poppa dei marinai, 4 o 5, guardavano in basso con tutta l'aria rilassata di chi sta finendo una giornata piena, pesante. Che un vago sorriso piegasse i loro volti è qualcosa a cui penso ora, ricostruendo la scena e immagindoli guardare laggiù quel guscio di plastica girato al contrario, convesso anziché concavo. Le risate, pochi secondi dopo, quelle sì me le ricordo, quando la Seppietta, dopo qualche dondolio regolare sopra le prime onde provocate dalla petroliera, superate con disinvoltura da mio padre, ha piantato il suo muso, lo abbiamo sempre raccontato così, mio padre e io ci siamo piantati di muso, dentro al muro d'acqua putrida del canale dei Petroli, che ha spento nel pieno delle loro narrazioni le voci di Enrico Ameri e Sandro Ciotti, infradiciato mio padre e me dalla testa ai piedi, allagato la Seppietta che abbiamo iniziato a svuotare con un secchiello da spiaggia, e quei cretini lassù che se la ridevano mentre la nave si allontanava, lasciandoci lì a sfangarcela. È proprio il caso di dirlo, mica era solo acqua quella lì da soli. Finita la cascata d'acqua, durata nei miei ricordi un'eternità, con la Seppietta che sembrava non ce l'avrebbe mai fatta a uscire indenne da là sotto, mio padre ha prima imprecato e poi si è messo a ridere, mentre io guardavo, credo in lacrime, il transistor ammutolito, cercavo di rianimarlo agitandolo nel vuoto. La Loira, che Saint-Nazaire e la Laguna, questo pezzo è ambientato lì, si affaccia sull'Atlantico e il protagonista vive appunto al 10° piano, di questo edificio che si chiama The Building, che è questo edificio in cui il protagonista sta svolgendo una residenza di scrittore, perché in Francia, diciamolo, no? Allora, in Francia, a differenza che in Italia, gli scrittori vengono pagati per fare il proprio mestiere, ecco, che dovrebbe essere la normalità. Esatto. Però in Italia ancora oggi, quando qualcuno mi chiede che lavoro fai, io dico scrittore, mi dico sì, no, ma come lavoro? No, ma io allora devo dire l'università, insegno, eccetera. In realtà all'università insegno a Cottimo, sì. Esatto. No, è vero, cioè, esatto. se vi dico quanto mi danno è a Cottimo. A Marchetta, è a Cottimo, più o meno. E quindi il protagonista è lì, viene pagato per svolgere il suo lavoro, cioè scrivere, si affaccia e vede quello che abbiamo capito essere lì il business, cioè la costruzione delle navi, passeggia, va a fare la spesa, va anche sui pattini, è vero che va sui pattini, Ogni tanto gli capita di andare sui pattini, e quindi lì naturalmente sulla costa c'è vento, quindi è questo piccolo brano. Se lo guardi dalla spiaggia sembra un paquebot, questa paquebot pronto a salvare. Bel building. Ecco, esatto, e quando ci abiti dentro, qualche abitudine da marinaio sei costretto ad acquisirla, come quando tira il vento, a volte feroce, di quelle parti, e ti ritrovi nel mezzo di una burrasca, costretto a fare attenzione a porte e finestre, a cosa hai lasciato in terrazza, anche se poi da lassù, 10° piano del building, sei proprio sul ponte della nave e il tempo riesci a tenerlo sotto controllo con ampio anticipo, ammesso
lo sappia leggere. E gli inquilini, i marinai del building, lo sanno leggere tutti loro, il tempo che passa sopra il cielo di Saint-Nazaire. Una volta chiesi a Patrick Deville, il direttore letterario della Met, che mi aveva invitato lì in residenza, quale nome avesse quel vento. Camminavamo e ci stringevamo nei cappotti. Il suo, più leggero del mio, nero come il mio, sventolava davanti ai miei occhi. I suoi capelli grigi assecondavano il vento con la naturalezza di chi dentro a quel vento c'è nato. Chi vive da queste parti mica ha bisogno di proteggersi. Il vento è parte di loro. Come si chiama? Gli ho chiesto. Vento, mi ha risposto. Questo... Roberto Ferrucci, Venezia e Laguna, il Venezia editrice. Se volete, naturalmente, potete interrogarlo voi e anche al tavolino mentre fa le film. Io ringrazio, sì, se ti puoi mettere lì perché c'è un angoletto, no? Andrea Ferro, il nostro host. Bravo, Grande Andrea, un applauso per Andrea. L'iniziativa di fare questa doppia No, rassegna. ma io volevo dire un'ultima cosa, certo. perché io vengo ogni volta davvero con grande piacere a Chioggia. Come la mia editrice sa, io non amo molto fare presentazioni, letture o cose. Io vivo a Venezia, nella parte più periferica della città dove non viene mai nessuno e io sono felice che non venga nessuno. E mi chiudo in questi posti in Francia dove mi vogliono, dove mi lasciano fare il mio mestiere. Però vengo sempre volentieri qui perché grazie a persone come Stefano, che hanno veramente la passione per i libri e per la cultura in generale, perché poi lui è poliedrico, fa sentire bene anche qualcuno che magari in queste situazioni qui si sente anche un po' a disagio. E quindi tutto quel disagio lì sparisce e poi dopo in questo caso c'è pure buon vino, buoni piatti e voi che siete stati così gentili e attenti anche, interessati. È capitato. Grazie. Beh, grazie a te Roberto. Grazie veramente per aver accettato l'invito di apertura di Copywriters. Vi aspettiamo settimana prossima, la settimana a seguire. La prossima volta ci saranno 2 scrittori venerdì prossimo. Non bravi come Roberto, però abbastanza. Abbastanza, se ne calicchiano, Marco Rossari e Veronica Raimo. Che tu mi saluti. Certamente che sì, 2 scrittori eccellenti che leggeranno delle cose un po' sporcacciate. No, delle cose che in lingua si dicono interessanti, grazie. Interessanti, le bambinacce, gustose, le bambinacce scritte da Veronica Raimo insieme a Rossari. Grazie a tutti. Grazie, Grazie a voi. Grazie.